Comunque torna nei nostri studi anche il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato, ben ritrovato. Grazie a voi, ben ritrovati Grazie, voi. Grazie dottore. direttore. Allora, abbiamo sentito una sequela di notizie purtroppo aberranti, incidenti stradali dall'esito mortale, un infortunio mortale domestico, il marito che spara alla moglie e poi si toglie la vita. Nei giorni scorsi il padre, la disavventura nel Lecchese, che minaccia la moglie, la ex moglie, non rivedrai più i figli, e spara ai 2 figli. Io mi chiedo cosa sta capitando in questo preciso istante e anche e soprattutto chi è in possesso di armi. È questo poi il tema. Questo, no? e questo è l'orientamento della risposta che volevo dare, cioè al di là del momento di crisi, della pazzia, purtroppo portato all'esasperazione da un momento particolarmente storico, da un momento grave economico, pensiamo a licenziamenti e poi tutte queste storie che nascono chiaramente all'interno della propria abitazione, della casa, separazioni. Abbiamo visto appunto, lei ha ricordato l'episodio del padre che scrive e quindi convinto di fare il gesto che ha poi portato a termine, quindi a uccidere i figli, scrivere alla moglie non li rivedrei più, uccidere i due ragazzi, prima addirittura mi pare di aver letto li ha anestetizzati, quindi cioè, ha voluto portare a termine era poi... tutto premeditato. Esatto, e portare a termine tutta questa situazione, ma capire dov'è il gesto più grave è quello di avvisare, non ferendo la persona chiaramente, non li vedrai mai più. Quindi c'è un discorso veramente psicologico dietro a questa situazione. Ma la risposta chiaramente orientata, per quanto mi riguarda, è la detenzione delle armi. Ed è stata fatta già 2 o 3 anni fa una restrizione su questa detenzione, questa libera detenzione di armi presso le proprie abitazioni, perché proprio sono capitati episodi, se vi ricordate c'è stata un'escalation qualche anno fa e i prefetti e i questori hanno ridotto tantissimo la possibilità dell'acquisto ai cittadini. Poi era venuta fuori anche la questione della legittima difesa, sì, sempre, sì, infatti qualche anno fa è nata qualche anno fa è nata proprio questa discussione in merito alla legittima difesa io avevo detto, ricordo benissimo, attenzione, che detenere un'arma in casa non è sempre la cosa migliore, ma mi riferivo all'utilizzo e alla risposta che può dare un cittadino se si trova qualcuno in casa, perché poi avete visto, c'è l'articolo anche oggi, sono stati risarciti i genitori del ladro che si era introdotto presso un'abitazione, quindi voglio dire, in Italia non siamo sicuramente pronti ad avere questa situazione, questa libertà dell'uso delle armi. Noi abbiamo... Sicuramente però non dobbiamo prendere esempio dagli Stati Uniti. Non dobbiamo prendere esempio dagli Stati Uniti, che loro possono comprarsi le loro armi quanto vogliono, ma appunto per questo c'è stata una restrizione in anticipo di questa situazione, perché lo si vede negli Stati Uniti, arriva il ragazzo, arriva il pazzo, entra in una scuola, ammazza 50-60 studenti, quelli che trova, e poi scappa. Non vogliamo arrivare a questo, ma quello che mi preme sottolineare è che l'utilizzo dell'arma e la detenzione sono stati articoli e possibilità che il prefetto e i questori hanno ritenuto dare una stretta di chiave a questa libera acquisto. Ecco, però venendo poi a questori e quant'altro, l'altro giorno abbiamo anche proiettato le immagini, sono arrivati i rinforzi in questura. Allora io so che con lei tocca un capitolo sempre molto, molto ingarbugliato. Perché ecco, bastano questi 7 agenti, ma infatti, mi sembra di capire, no? Lei ecco, sono arrivati a Pordenone. Fa le domande, perché è giusto che lei faccia le domande pensando che le persone a casa siano sempre attente magari a quello che dico, ma usiamo la calcolatrice, se ne vanno via solo quest'anno 15, quanti ne sono arrivati, direttore, lei che più... 7 mi sembra di 7, capire. quindi la matematica, diceva qualcuno, non è un'opinione,
Sono arrivati 5, perché qualcuno ripete sempre, sì, ma sono arrivati 5, benissimo. Quanti erano andati via l'anno scorso? 12. Quindi guardate che quest'anno, ripeto, ci sarà una moria, ma dal 21 al 25 è una strage la questura di Pordenone come numeri di pensionamenti. Molto probabilmente, anche perché quelli che sono arrivati non sono poi giovani, sono arrivati i giovani, sono arrivati quelle 7-8 persone erano arrivate programmate nei 3 anni successivi, quindi adesso aspettiamo con gennaio le nuove programmazioni, quindi il numero purtroppo è una cosa positiva, però era un numero riportato a 3 anni fa. Quindi significa che questi che sono arrivati perché 3 anni fa c'era stata una presa atto del nostro Dipartimento che non è quella di quando sono venuti ministri e sono andati al confine, perché gli uomini che arrivano a Pordenone magari non sono arrivati a Trieste e sono quelli che magari servirebbero in questo momento. C'erano stati promessi degli uomini a Trieste per andare al controllo dei confini, perché abbiamo ricominciato, o meglio non è mai smesso, ma il Covid è passato oltre a queste notizie. Le persone continuano ad arrivare ogni giorno, quindi questo potenziamento non c'è stato, nonché ci siano stati in visita fior di persone, certo, del Dipartimento e ministri. Scusi, di concorsi, di arruolamenti, ce ne sono, mi sembra di capire. Sì, allora innanzitutto innanzitutto dobbiamo dire che i concorsi alcuni sono terminati e le assegnazioni purtroppo quest'anno è stato un anno anche per quanto riguarda la sicurezza molto triste. I ragazzi che dovevano essere assegnati sono stati assegnati all'inizio dei corsi non più di 2 settimane fa, dovevano essere assegnati a febbraio, quindi ci sarà un rallentamento dell'uscita dei corsi e quindi ci sarà un rallentamento nei corsi successivi, quindi anche i corsi programmati, ma capisce bene che 1000 persone arruolate, se ogni anno vanno via 2000-2500, non tornano i conti. Abbiamo avuto un rallentamento dall'87, non ci sono stati più concorsi, cioè non è adesso. Dovremmo chiamare qualcuno del MEF a dire mettete i soldi anche per il comparto sicurezza, ma non per gli stipendi, perché quelli sono rimasti uguali, i contratti sono quelli, ma per fare nuovi concorsi, capisce? Quindi i numeri sono sempre belli, sono positivi perché si sono ricordati anche di Pordenone, ma Pordenone purtroppo da qua a 5 anni diventerà un commissariato di polizia dove la gente andrà a fare la denuncia e magari tanto abbiamo perso la questura, abbiamo perso la provincia, sì. E se cominciamo a perdere anche la questura, qua abbiamo in sala qualcuno salvato la prefettura, mi è sembrato di capire. Sì, abbiamo salvato la prefettura. Se da questura retrocediamo a commissariato, guardi, da qua a 5 anni io mi auguro che lei sia direttore magari di un'altra emittente più importante, più grande e che Telepordenone diventi un canale nazionale. Però da qua a 5 anni ci sentiremo per capire come sia andato Pordenone. Questa è la cosa grave. Io invece, direttore, le voglio rubare 30 secondi per 2 notizie. Una triste, chiaramente, lei ne ha dato notizia all'inizio telegiornale, muore a 43 anni un amico con cui abbiamo condiviso intere giornate in bicicletta perché faceva parte della squadra con cui io 2 anni fa partecipavo, il finalone di Cordenonse, e quindi all'amico Luca, detto Schizzo dagli amici, le sentite condoglianze alla sua famiglia, a quelle 2 splendide bambine. Un giorno mi disse, direttore, dico questa frase, cioè quando fece il compleanno mi rispose: cosa devo avere regali? Ho già loro 2, quindi pensi questo non più lontano di quel destino. A 43 anni, a 43 bimbe di 13, aveva fatto una gara certo. La mattina in bicicletta e al pomeriggio aveva voluto andare a divertirsi anche lui, quindi ancora ripeto mi stringo alla famiglia. Certo. E la notizia invece più cara, contento per lei, la mia segretaria vicario dell'FSP Polizia di Stato
il collaboratore tecnico capo Nadia Delle Vedove, domani lascia il servizio per raggiunti limiti di età. Io l'ho costretta a essere anche legata ancora alla nostra segreteria, quindi la promessa insomma di mantenerla viva. Comunque si perde buona pensione, Pordenone. dai, lo diciamo. Beh, insomma, però l'FSP Polizia di Stato a Pordenone Egoisti, dai, uno che si merita la pensione. si merita la pensione, ma deve continuare a lavorare per il sindacato, perché se no la Ma picchia. certo. Grazie. Quindi auguri anche alla Nadia che si diverti. Grazie a Raffaele Grazie Padrone, a voi. segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci saranno i prossimi appuntamenti. Parliamo invece di maltempo, perché un fronte freddo ha interessato la regione nel pomeriggio di oggi, alimentando da un moderato vento da sud sulla costa. Le prime celle temporalesche si sono formate sulle prealpi carniche e sulla pedemontana trevigiana e spostandosi successivamente verso est